70.000 visitatori in 2 mesi, questo il traguardo raggiunto dalla mostra in corso al San Gaetano di Padova dedicata ai capolavori di Monet. Un traguardo notevole che potrebbe portare l'esposizione dei quadri provenienti dal Musée Marmottan di Parigi a superare il record di biglietti staccati che appartiene alla mostra che fu dedicata al Mantegna, che portò in città 140.000 persone. Un successo di pubblico che evidenzia come l'offerta di qualità che la città propone paghi, ha sottolineato l'assessore alla cultura Andrea Colasio. La mostra avrà anche un'apertura straordinaria domani 1° maggio con orario prolungato fino alle 22 con ultimo ingresso alle 21. Abbinare alle grandi mostre una costante attenzione per l'attività in ogni ambito artistico e culturale, anche delle realtà locali, creando un'offerta varia e di spessore che si rivolge ad un pubblico il più ampio possibile, dice l'assessore Colasio.